Ben arrivati, stavamo parlando durante la sigla con il presidente di CNA Imola che torna nello studio di Restart, Paolo Cavini. Ben arrivato Presidente, stavamo parlando di una situazione difficile, noi siamo naturalmente registrati però in questo periodo di quarantene, di limitazioni, di difficoltà. Non parleremo con il Presidente naturalmente di cosa può consigliare, non è il suo ruolo, però mi può dire come stanno e come potranno stare le aziende tra un mese, perché l'ipotesi benevola, si parla già naturalmente del 3 aprile, ma probabilmente siamo anche dopo Pasqua per una stabilizzazione della situazione. Sì, è ovvio che oggi partiamo in una situazione che è un'emergenza sanitaria. Questa emergenza sanitaria chiaramente ha la priorità, alla precedenza sulla diciamo così, questa emergenza invece economica, però non dobbiamo abbassare la guardia, cioè questa crisi economica che purtroppo questa situazione sta generando è un problema che dobbiamo da subito e da adesso già cominciare a pianificare, ragionare, capire cosa si può mettere in campo. Noi come sistema CNA in queste ore, in questi giorni molto frenetici abbiamo istituito un gruppo di lavoro per presidiare tutte le situazioni che si possono creare e per dare un supporto a tutti gli imprenditori e le imprese. È ovvio che la nostra richiesta è essenzialmente quella che diciamo, lo Stato centrale o le regioni o comunque gli enti locali dovranno in qualche modo supportare l'impresa in generale, quindi servirà un'immissione di liquidità molto molto forte e probabilmente delle agevolazioni anche a livello territoriali. Questo perché noi non possiamo pensare di perdere buona parte del tessuto produttivo che abbiamo sul nostro territorio. È una situazione difficile, io dico che dobbiamo mantenere la calma, abbiamo le risorse e gli anticorpi, come dico io, di affrontare situazioni difficili, anche se oggi dobbiamo purtroppo scontarci con una emergenza che forse nessuno di noi, ma nemmeno persone che hanno più di 80 anni hanno mai visto una situazione del genere. E quindi io invito tutti a mantenere la calma, ma comunque una guardia molto alta, attenersi a quello che sono le regole che ci vengono dette dai medici, quindi dagli scienziati, mettiamo in campo tutto e chiaramente noi come associazione invece siamo pronti, stiamo continuamente lavorando per poter essere di supporto alle imprese, quindi la parte economica, anche in questi giorni la Regione ha già firmato alcune norme, alcuni stanziamenti per ammortizzatori per i dipendenti. Noi stiamo lavorando perché anche l'impresa, come dicevo prima, venga aiutata, quindi venga aiutata con un'immissione di denaro importante o con sgravi altrettanto importanti. Ecco, questo oggi noi dobbiamo partire da queste due situazioni. Una è la situazione della crisi sanitaria e dobbiamo rispettarci e attenerci a quello che ci viene detto. Dobbiamo comunque mantenere la calma e cercare in ogni occasione di tenere vive le nostre imprese. Quindi è un work in progress, purtroppo certo. Oggi non abbiamo una soluzione. Ha detto una cosa molto interessante, Presidente, stiamo parlando di persone che hanno magari 80 anni e una situazione del genere non l'hanno mai vissuta, hanno avuto qualche residuo, faccio un'ipotesi, della fine della seconda guerra mondiale, tutt'altra cosa, un mondo completamente diverso, non possiamo assolutamente paragonare. Poi sì, boom economico, il terrorismo in Italia, crisi varie, quella del 2008, qui invece si mischia una crisi sanitaria importante con di ricaduta una crisi economica che avrà una situazione devastante, almeno come il 2008, cosa dice? Che poi il 2008 si è trascinata fino al 2013-14 prima di poter pensare a una ripartenza. Allora, io penso che per onestà e per praticità dobbiamo avere oggi la visione di augurarci e di mettere in campo tutte le soluzioni che ci possano portare a una rapida ripartenza nel momento in cui questa epidemia sanitaria sarà bloccata. Però quale sarà il punto di partenza che saremo in quel momento e quali saranno le risorse, proprio perché è uno scenario che non è
non si è mai visto, non ci sono modelli e studi che ci possono dire quale sarà il metodo e la modalità di ripartenza. È indubbio che ci aspettano sicuramente momenti difficili, ma a differenza, io penso, delle crisi economiche e punto, cioè quelle quindi 2008, questa impone per forza di cose, io posso sembrare anche scomodo, ma impone che le istituzioni, il governo veramente, come è stato capace ed ha messo delle restrizioni che i cittadini italiani stanno applicando, è indispensabile che dal punto di vista economico farà un'immissione, ci servirà un piano Marshall 2.0, 3.0, qualcosa di estremamente fuori da quello che finora abbiamo visto, quindi una cosa estremamente straordinaria, altrimenti le situazioni possono essere gestite ma possono avere diciamo un tempo di ripartenza troppo lungo, quindi anche nel momento che la crisi è finita dobbiamo essere capaci subito di avere le risorse per ripartire subito, non abbiamo tempo per aspettare troppo tempo. Due domande al volo, Presidente, che poi sono ripetizioni di quello che stiamo dicendo. CNA rappresenta dal piccolissimo, dal singolo artigiano che lavora nella sua bottega, nel suo negozio, alla piccola impresa, quella da 3-5 dipendenti, fino ai 15, fino naturalmente a dimensioni più grandi. Chi soffre di più, chi potrà passare, cosa invece le stanno dicendo, quindi sono le due domande, in queste ore, in questi giorni, al telefono, gli associati, non riesco a pagare magari la quota associativa, ma io chiudo entro aprile, cosa le stanno dicendo? Allora, lo scenario dobbiamo leggerlo in modo ampio. Uno è chiaramente che le imprese oggi vivono una situazione un po' al buio, nel senso che non sanno quello che, ma non sappiamo nemmeno noi quello che domani mattina ci può essere a livello o di restrizioni ulteriori da parte dello Stato centrale o dal punto di vista di ricadute economiche. Allora noi abbiamo che probabilmente si verificheranno quali situazioni, una situazione dove avremo le imprese, che sia grande che sia piccola, non direi quale delle due soffrirà meno, ma direi che in qualsiasi tipologia di impresa ci sarà quella che è in questo momento storico per sua politica aziendale o per sua situazione del proprio mercato più o meno patrimonializzata, più o meno strutturata, più o meno forte dal punto di vista economico, che può reggere un periodo più lungo, e altrettanto ci può essere quella che invece per effetto anche di investimenti fatti a ridosso della fine dell'anno magari hanno una capacità economica un pochettino inferiore. Quindi io non farei una distinzione fra piccolo, medio e grande, farei una distinzione fra chi in questo momento è più o meno esposto, anche come dicevo prima, per investimento. Poi ci sono chiaramente i settori, è ovvio che in questa fase qui i settori, possiamo dire che i settori del turismo, del trasporto privato e del commercio, che già il commercio veniva da una situazione complicata, questi hanno una ricaduta immediata, a differenza di probabilmente imprese che fanno del conto terzi, che la ricaduta può essere un po' più avanti. Speriamo che non si debba arrivare con questi mesi così lungo che loro questa onda non la sentono nemmeno. Quindi noi oggi viviamo... Perché teoricamente, se faccio un'ipotesi ottimistica, a metà aprile si è fermato completamente il virus, l'economia riparte subito, non ha un'onda lunga, perché inevitabilmente uno si sente tranquillo, riattiva il congresso, attiva la fiera, parte, magari si compra anche qualcosa verso la primavera nel negozio, no? Allora io penso che fatto punto zero che si riparta, quando si riparte non lo possiamo sapere, proprio per quello che dicevo prima, che è uno scenario che non abbiamo mai visto. Io non voglio fare il tuttologo e quindi non posso dire quali saranno, non possiamo veramente, secondo me, noi immaginarci quale può essere lo scenario di ripartenza. È indubbio che se questa situazione sanitaria si ferma e quindi crea una condizione di tranquillità, è ovvio che il tessuto produttivo italiano, soprattutto il nostro, della nostra regione, del nostro territorio, è un tessuto sempre dinamico, pronto alla ripartenza, quindi io mi auspico e credo e sono fiducioso che saremo pronti a ripartire più forti di prima, però io non voglio
come posso dire, illudere nessuno che, cioè noi non possiamo oggi pensare che finito il 3 di aprile c'è la ripartenza, dopo Pasqua c'è la ripartenza o a maggio. Io mi augurerei che fosse domani. Cosa le dicono gli associati? Gli associati, è chiaro, hanno, come è normale che sia, paura, smarrimento, perché chiaramente non si capisce quanto, dove, quali restrizioni, qual è il punto di ricaduta anche delle restrizioni dal punto di vista chiaramente dei ricavi, e quindi questo implica situazioni di paura, di spaesamento, cioè un po' di apprensione. Noi dobbiamo considerare che ci sono già settori dove, così, noi abbiamo fatto a livello di CNA regionale un'indagine in questa settimana passata su un campione di circa 7.000 imprese. 7.000 imprese, abbiamo delle situazioni dove l'80% degli imprenditori dicono che da lievemente a molto cominciano a sentire l'effetto. Quindi stiamo parlando di un 80%, stiamo parlando dei 4/5 delle imprese, stiamo parlando di un numero molto molto elevato. E a domanda se questo impatto ci sarà o non ci sarà, una stragrande maggioranza comincia a dire che comunque ci sarà. L'ultima battuta, Presidente, poi ci dobbiamo lasciare. Se accantoniamo l'attuale momento e torniamo indietro a gennaio, come stava andando per CNA Imola? Allora, per le imprese è ovvio che c'era già qualche segnale nel fine 2019 rispetto al 2017-2018 già di rallentamento un po' complessivo. Il mondo del commercio viveva già una fase un pochettino complicata già da qualche anno, non si era mai ripreso benissimo, diciamo, post 2008. Quindi la situazione era una situazione non brillante, ma una situazione che in un certo modo andava in una direzione con un segno più, non con numeri esagerati. Ovvio che tutto questo, come dicevamo prima, implicherà degli scenari completamente diversi. Dal punto di vista associativo, noi, la nostra associazione, siamo, peraltro la nostra territoriale, abbiamo avuto nel sistema CNA il riconoscimento come la territoriale d'Italia, abbiamo avuto il riconoscimento a fine ottobre, più performante di tutto il sistema CNA nazionale. Quindi questo è un obiettivo che non ho raggiunto io, ma ha raggiunto tutta la struttura, hanno raggiunto i miei collaboratori, il direttore che ha fatto un ottimo lavoro in questi 3 anni che abbiamo iniziato questo percorso molto forte di risanamento. La nostra associazione è un'associazione che ha circa 1.200 associati e quindi nelle proprie aziende, tra associati, tra imprenditori e dipendenti, sono circa 5.000 addetti nel mondo del lavoro. Siamo una realtà importante nel territorio e il nostro sistema oggi è un sistema a 3 livelli, nazionale, regionale e territoriale. L'Emilia Romagna ha fatto una operazione 3 anni fa dove i territori hanno un peso molto importante nel sistema regionale. Ecco perché anche in questa crisi che stiamo vivendo tutti i territori sono molto coesi, perché abbiamo una cabina di regia molto forte che è il regionale e che proprio con questa squadra, questo team che ha messo in campo, abbiamo modo di avere costantemente, immediatamente, in tempo reale, tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stato con noi Paolo Cavini, Presidente di CNA Imola. Grazie a me. È con noi ora Massimo Foresti, un imprenditore, e proviamo un attimo, dottor Foresti, a esiliarci. Come va il momento, se non fosse successo quello che sta succedendo? Beh, certamente è un momento non facile per l'economia mondiale e l'economia italiana, per cui il lavoro e la ricerca continua di opportunità, di innovazione e di sviluppo sono un elemento fondamentale all'interno delle aziende, sia la nostra che quelle del nostro territorio. Certamente questo aspetto coronavirus ci sta colpendo, ci sta sensibilizzando, ci sta anche facendo tornare un po' coi piedi per terra e responsabilizzandoci
di quelli che sono gli impatti che abbiamo nei rapporti con le varie nazioni e i vari colleghi e le varie aziende. Quindi, ecco, voi lavorate molto con l'estero? noi abbiamo diversi colleghi che sono continuamente all'estero e collaboriamo con alcune delle più importanti aziende locali e qualche azienda italiana che realizzano in maniera significativa impianti all'estero e di conseguenza il nostro rapporto sia con questi clienti italiani sia all'interno degli utenti finali e dei clienti finali all'estero è assolutamente importante e significativo. Come vi state comportando? All'interno dell'azienda abbiamo senza dubbio incrementato quelli che sono i livelli di attenzione, di igiene, di sicurezza, di controllo e tuttora con le ultime disposizioni nazionali abbiamo ulteriormente incrementato questi livelli creando quello che è un molto semplice comitato di crisi o gruppo di lavoro con i nostri capi reparti, i nostri responsabili commerciali che sono gli occhi nei reparti e gli occhi nella nostra azienda. Proviamo proprio a fare un passo indietro. Mi diceva anche prima di questo coronavirus la situazione si era un po' stabilizzata rispetto al trend positivo? Sì, si era un po' stabilizzata e di conseguenza bisognava comunque assolutamente essere attenti, propositivi nei confronti delle varie aziende con cui noi collaboriamo. E questo lo vedevamo come un elemento di attenzione proprio per non andare a incappare in quella che era ulteriori situazioni di difficoltà, situazioni che sono comunque diffuse anche nel nostro territorio e sono comunque diffuse anche in Italia. Questo coronavirus ci sta sicuramente colpendo di più e senza dubbio ha un impatto immediato certamente nell'attenzione in questo momento dal punto di vista sanitario, ha ovviamente anche un impatto da un punto di vista economico e avrà un ulteriore impatto anche nell'organizzazione del lavoro perché sono assolutamente convinto e fiducioso della nostra capacità italiana di risollevarci da questa situazione perché la stiamo affrontando certamente con attenzione, dignità, cura e impegno. Certamente dobbiamo aggiornare quelli che sono i nostri modi quotidiani di vivere in questo momento e dobbiamo comprenderne la complessità e sono anche convinto che proprio il nostro assoluto interesse e volontà di risollevarci farà sì che nei prossimi mesi ci sarà una spinta industriale, una spinta propositiva, produttiva per cercare di recuperare il terreno perduto. Ecco, cerchiamo di capire da prima a durante a dopo la Cina, l'esplosione, tutte le dinamiche della sicurezza nei confronti della Cina, poi adesso l'Italia e tutti che hanno dinamiche di sicurezza nei confronti dell'Italia. Voi come vi siete organizzati? Cioè, ci sono paesi che vi hanno messo dei muri, dei freni in esportazione delle merci, in presenza di personale? Assolutamente, ci sono i paesi attorno a noi, come leggiamo dai media, stanno creando delle limitazioni di accesso e di conseguenza ci si deve inventare giorno per giorno delle possibilità, quindi tenere in questo momento alcuni tecnici che sono in giro per il mondo, prolungargli gli interventi in modo tale da evitare che rientrino perché poi dopo potrebbero non poter rientrare nel paese estero oppure utilizzare altri colleghi che hanno soggiornato in paesi esteri non soggetti a restrizione per poter andare a fare altri interventi. Quindi c'è chi è in giro che rimarrà in giro per il mondo? C'è chi è in giro, che è già rimasto in giro per il mondo e ora è il momento anche di farlo rientrare perché non è che possa restare continuamente in giro per il mondo. Non è che sta meglio là? Dov'è? Facciamo un esempio. Qualcuno è in Israele, qualcuno è in Argentina,
qualcuno zone tranquille, è in zone tranquille, insomma. Però non è che possiamo mantenere questa situazione qui a lungo tempo ed è opportuno anche farli ovviamente rientrare. Certamente abbiamo paesi con cui ci sono rapporti commerciali che li hanno sia i nostri clienti e di conseguenza anche noi, che ci stanno ponendo limitazioni oppure che giustamente stanno limitando gli accessi proprio per evitare una diffusione di questo virus mondiale. È possibile che le imprese debbano accedere a sgravi fiscali o anche per i lavoratori, la cassa integrazione? Voi state ragionando su una prospettiva di 3-6 mesi o giorno per giorno? In questo momento viviamo giorno per giorno senza dubbio, ma cominciamo a fare qualche riflessione. Noi siamo una piccola azienda, a fare una qualche riflessione. Piccolo, anche. Ma quanti siete? Oggi siamo circa 140 persone. Non è proprio piccolo. Ecco qua, l'elettrotecnica Imonese, ecco, l'azienda non l'avevamo ancora detto, però è giusto ricordare. Senza dubbio stiamo facendo anche ragionamenti di che cosa ci potrebbe succedere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se ci possono essere anche delle estensioni delle zone critiche, ma soprattutto nel rapporto ovviamente commerciale. Certamente la nostra nazione continua da un punto di vista sia tecnico che operativo e quindi io sono fiducioso che non dovremo ricorrere, spero, né in maniera lieve né tantomeno in maniera massiccia ad ammortizzatori sociali, proprio cercando di utilizzare le diversificazioni operative e aziendali che abbiamo. Senza dubbio mi auguro che ci possa essere un'attenzione da parte del governo, delle istituzioni e delle associazioni perché questo sia un modo, uno strumento, una possibilità per gestire al meglio possibili sgravi fiscali sia per le industrie manifatturiere sia per tutto quello che comporta il commercio, sicuramente molto colpito. Molti imprenditori o chi rappresenta le istituzioni degli imprenditori hanno detto in questi giorni a varie riprese che ci sarà un danno economico ingente, qualcuno addirittura, bisogna ricordarlo, nei social ha detto farà più danni l'economia che appunto il virus, nel senso che quello che sta causando l'economia sarà più grave. Lei invece pensa che sia giusto prima curare il virus? Certamente prima la salute delle persone, questo è quello che penso, è quello che ci siamo detti, è quello che condividiamo anche con i colleghi, assolutamente prima il rispetto delle persone, il rispetto delle famiglie e l'aspetto della sanità e della salute, questo senza dubbio. È chiaro che l'aspetto aziendale è estremamente fondamentale, importante perché è poi quello che può generare e genera la ricchezza della singola famiglia e di conseguenza va tenuto assolutamente in considerazione. Senza dubbio ritengo che ci sarà un danno aziendale, ecco, credo che per aziende manifatturiere come le nostre mi azzarderei in questo momento a poter stimare fra un 5 e un 10% del giro d'affari. Ovviamente sarà nostra intenzione cercare di riportarcelo a casa, questo con, che sarà immagino un assoluto impegno e un'assoluta attività. Quello che mi preoccupa sicuramente è certamente anche il danno d'immagine che l'Italia avrà e l'Italia ha sicuramente nei confronti di altri paesi industrializzati e questo richiederà un forte impegno da parte delle istituzioni per cercare di recuperarlo e cercare di riportare l'Italia che ha i giusti valori che abbia nel panorama mondiale. Mi scuso che l'ho interrotto un po' prima su quel 5-10% che lo immagino collegato alla durata di questa crisi sanitaria, cioè se dura un mese magari un 5, se dura 2 mesi un 10 può essere anche di più. Assolutamente, assolutamente. È ovvio che
nel nostro modo di pensare, ma non siamo né medici né sanitari e tantomeno all'interno delle cabine di regia nazionali in questo momento, ci auguriamo che possa essere un qualche cosa che nell'arco di un paio di mesi possa ritornare sotto controllo. Dobbiamo tener conto comunque che ci sarà una diffusione a livello mondiale anche negli altri paesi e quindi questi effetti sicuramente si noteranno anche in Italia. Mi auguro che quello che stiamo facendo in Italia e nelle aziende sia ovviamente anche visto in senso positivo come un esempio di trasparenza, di impegno, di dedizione, e questo è tipico del nostro modo di essere. Un'ultima curiosità, Presidente, visto che stanno passando delle immagini di repertorio, siete riusciti a distanziare le postazioni di lavoro? Sì, siamo riusciti a distanziare rispetto ad alcuni anni fa, anche perché abbiamo attivato da alcuni anni una unità produttiva più ampia e quindi certamente anche più spaziosa. Di conseguenza questo ci permette di poter operare con le distanze consigliate, le distanze indicate. Certamente il nostro lavoro è anche fatto di relazioni, di rapporti, di dialoghi e di conseguenza garantire che non ci sia contatto, questo è quasi impossibile. Grazie per essere stato con noi a Massimo Foresti oggi a Restarte, buona serata a tutti, arrivederci. Grazie.